Si presenta con una formazione di sinistra e parte del PD con la lista Il Ponte del Dolo. Emilio Zen, candidato sindaco a Dolo per le imminenti amministrative 2021. Mi aspetto sicuramente che anche il Ponte del Dolo abbia il giusto riconoscimento, perché da 11 anni lavora con impegno, un impegno civico coerente, disinteressato, convinto, lavora soprattutto a tutela del territorio, sempre dichiarato contro opere inutili e devastanti, sempre si è dichiarato contro ulteriore consumo di suolo. 3 punti del programma elettorale prioritario, quello riservato alla sanità. L'ospedale di Dolo è uno dei primi pensieri che si hanno a mente per qualsiasi amministrazione salirà così le scale del comune, perché ora che sta pagando anche il peso di essere ospedale Covid, merita davvero quel riconoscimento e quel rilancio che come ospedale grande, presidio sanitario insostituibile per la Riviera del Brenta merita. Certamente è un ospedale che ha tutti i reparti in regola, le schede ospedaliere del 2019 riconoscevano questo, devono essere riconfermate. Ora c'è un PNRR che prevede rinnovo del parco tecnologico e della strumentazione, in più ha incamerato un fondo importante per interventi antisismici e di ristrutturazione. Noi siamo convinti che auspichiamo che questo sia davvero un nuovo balzo in avanti per l'ospedale. La candidatura per essere parte attiva nel cambiamento e nella continuità, spiega. Abbiamo ritenuto importante e utile che il Ponte del Dolo, proprio per questa storia che ha nel territorio come lista civica attiva, meritasse comunque di esserci.